Ah, che stile, mi sono fatta lasciare qua al sole. Nuovo vlog. Sono in macchina. Ah, potrei anche toglierla la cintura che non serve. Vabbè, mi sono fatta lasciare qua al sole, così prendo un po' di sole. No, sono a Belluno con Franz, che lui è andato a fare la visita medica del lavoro. E quindi io adesso me ne sto qua in macchina al sole a aspettarlo. In realtà potrei andare a farmi 2 passi, ma c'è troppo traffico fuori, c'è troppo casino, non mi piace camminare nel casino. Non ho neanche le scarpe adatte, tra l'altro, per camminare fuori più di tanto. E oggi non farò i miei passi, i miei 3 km giornalieri. Adesso mi metto a editare video. Mi godo il sole. Ciao! Allora, qui a Belluno ha aperto l'Aldi, sarà un mesetto che è aperto. Abbiamo fatto un po' di spesa e come prezzi alla fine più o meno come tutti gli altri negozi ormai, 112 euro. Poi ci sono degli extra comunque, però dai, non è malaccio come prezzi, cioè, tutto costa alla fine se andiamo a vedere. Comunque 112, 127 e 57. Sì, non era 112. Sì, dai. Ok, mettiamo via tutta questa roba. Allora, 2 cose dell'Eurospin anche, oltre a quelle dell'Aldi. 40,90 euro. Cioè, non c'è niente nel carrello. Sì, vabbè, non c'è dentro niente, cioè, non è che ci sia chissà quanta roba. Va bene, andiamo. Io sconvolta quando ho sentito. Non ci rimane che andare a mangiare. Però questa roba qua non ci sta, Hai preso un merluzzo anche? Sì, ho preso i cosetti. Erano 3,99. Giusto? 3,99. 3,99, sì, giusto. Il compre che hanno guardato fuori il prezzo. Quanto? Dove 1 euro e No. 69. 1,99. 99, sono aumentati anche quelli. Mi hanno mandato fuori il budget. Cornflakes. Ah, signor, non è che vadano bene per la dieta, ma noi ce ne freghiamo altamente. Allora, ragazzi, metto via la spesa. Non so neanche dove metterla. Dunque, abbiamo appena fatto tipo rally per parcheggiare. Noi non si va per strada, si va per il prato e giù per... va bene. Ha scavalcato il muretto. Se si ha una Jeep bisogna approfittare del mezzo, no? Prova a farlo con la Kia. Sì, con la Kia rimango lì. Lì. Stiamo andando anche questa volta all'Old Wild West. Stavolta mangio gratis. Stavolta mangia gratis. Perché? C'è una Kia. È sportiva anche questa, è una GT. Ecco qua, bianca. Guarda che si vede la targa. Ecco. Bene, andiamo. Che bello ancora vuoto, che meraviglia, non c'è nessuno che rompe le palle. Sabato pomeriggio, devo ancora pranzare, ma ho deciso di mettere subito a soqquadro la camera e fare prendere aria perché veramente c'è bisogno, e ho alzato anche il materasso in modo che passi aria anche sotto, che si asciughi un po', ma in realtà non è umido sotto. Vabbè, comunque è più umido qua che sotto. Vabbè. Dopo, prima di rifare il letto, accenderò il deumidificatore chiaramente, e per asciugare proprio bene l'ambiente. Adesso di qua ho acceso il fuoco, ok, si è chiuso, sì, fuoco acceso, devo mettere via quella biancheria. Il pranzo non l'ho ancora preparato, qui ho ancora roba da mettere via della spesa e del pacco di Avon. Devo provare, l'ho messo lì,
perché devo andare a pulire un attimo il bagno e volevo provare il detersivo che ho preso ieri. Ciao Pipo. E poi ciao Pepe. Tu ti stai scaldando, vedi qua, che bello caldo, anche se il sole è debole. E anche Pippo si scalda il cervello. Vabbè, metto legna e vado a pulire un po' il bagno. Do una pulita al bagno con questo. Non si vedrà mai. Eccolo. Dai, vado, pronti via. Non c'ho mica voglia, ma devo fare. È di nuovo da un po' che non registro. Da qualche giorno, almeno. Da sabato. Era sabato. Ecco, oggi è martedì 31. Allora, ho preso di nuovo delle cose dal sito esteticannail.it. Quindi apro con voi. Sono semplicemente... Allora, una roba mi serviva. No, in realtà più di una mi serviva, però ci sono delle cose extra e alcune invece che mi servivano proprio. Allora, questi sono degli extra in realtà, sono dei rasoi semplicissimi. Una bolla d'aria ho comprato, BioAir, biodegradabile. Poi guardate cosa ho comprato. Ho preso questi. Ma io non ho comprato quello argento. Ho preso anche quello argento. Sono un genio, non volevo questo qua argento. Vabbè, devo averlo comprato invece. Sono dei foil per le unghie. Ho comprato anche la colla apposta. Si applicano sulle unghie e danno quell'effetto un po' particolare. Questo dovrebbe dare un effetto del genere. Boh, staremo a vedere. In realtà ho preso anche quello fucsia. Questo però è glitterato. Beh, ma mi ispira troppo. Poi, che cosa ho preso? Non me lo ricordo. Ah, ok. Dovrei aver preso 2 di queste. Ok, 2. Con doppio lato, utilizzabile. Poi ho preso un po' di lime. Queste io le uso tanto perché quando vado a scartavetrare questo gel mi servono queste lime. Ho guardato anche la fresa, però siccome non la so usare ho evitato di comprarla. Poi ho preso lo spingicuticole del marchio Estrosa, tra l'altro, e c'è anche questa parte. Questa mi sarà utilissima, perché lo spingicuticole che ho io non va proprio bene. E quindi ho preso questo qua di Estrosa. Ultima scatolina, questo che è il semplice top coat gloss antigraffio normale, senza glitter, senza niente, perché io ho solo quelli con i glitter e quindi volevo anche quello classico trasparente. Poi per arrivare alla spedizione gratuita ho preso anche il rimuovi cuticole. Questo è un olio che si mette per ammorbidirle, diciamo, poi si fa con lo spingicuticole eccetera. A me si formano come niente, lo si vede, cioè guardate qua, queste pellicine maledette. Poi ho preso anche l'olio per cuticole e poi ho preso la colla per questi foil, perché senza questa non si attaccano. Vabbè, niente, questo è stato il mio spacchettamento dei prodottini che ho comprato da questo sito e ormai io mi rifornisco sempre da questo sito, non compro più da altre parti, sempre e solo da Estetica Nail. Hanno tanta roba di qualità, per cui io acquisto solo lì. Ok, ricomposto il pacchetto, vado a sistemare. E questi sono i prezzi dei prodotti. Non sono costati tantissimo perché erano scontati. Ehi, ciao gattino bello. È bello il sole, vero? Andiamo, dov'è Bubi? Bubi, dove sei? Ah, eccoti, ciao. Oggi c'è vento, infatti ho un mal di testa. La neve si sta sciogliendo. Oh, sto vento qua è maledetto. Non mi piace. Vero Pepe? Non ci piace il vento a noi, neanche un po'. È arrivato il pacco di Zooplus. Ho preso questi cuscinetti, anche se natalizi, perché erano scontati. Quindi ho preso i cuscinetti. Senti, Pepe, guarda. Esatto.
Pippo, guarda. Poi ho preso i soliti croccantini, la pasta per i boli di pelo, la lettiera e queste Felix per bue grasso. Basta, non ho preso altro. Vero? Per quello non vi faccio più i video Zooplus, perché non prendo niente di extra. Pepe. Sì. Vieni qua. Sì, adesso, Pepe. Ah, che pusse. Mamma mia, che pusse. Pippo, sei un po' in mezzo. Vieni. Girati. Allora. Uno. Devo buttare tutti quelli vecchi. Ecco. Boh. Pippo. Vieni. Pippo. Vieni. Pippo. Pippo. Vieni. No, tu hai il tuo. Pepe. Ciao. Qua. Pippo. Vieni. Dai. Cioè, sta sbadigliando. Pippo. Qua. Questo qua. Questo. E quello sì. Salute. Che bravi. Abbiamo 2 gatti impegnati adesso. Decisamente impegnati. Pepe, lo stai rompendo già? Ecco, la passione dei gatti. I cuscinetti. Regalo gradito, direi, eh? Sì. Mamma mia, che ciucciamento. Pepe.